Le passerelle dei Burci saranno restaurate. Dopo tante polemiche è arrivata la consegna dei lavori. Le nuove passerelle saranno in materiale più duraturo, garantito 50 anni, con spese per la manutenzione sensibilmente inferiori, ma soprattutto il parco potrà a breve essere pronto ad un lancio promozionale che intende intercettare soprattutto il cicloturismo mitteleuropeo. Questo intervento costa 537.000 euro, l'intervento durerà 120 giorni, chiaramente tempo permettendo, quindi speriamo per giugno di poter aprire questo bellissimo nuovo percorso. Il Veneto è la prima regione italiana per presenze turistiche, ma gli arrivi si concentrano principalmente su Venezia e il lago di Garda, la montagna o la spiaggia a seconda della stagione. L'obiettivo, anche grazie ad operazioni come il rilancio del Parco del Sile, è di ampliare l'offerta. È un turismo lento, un turismo consapevole, eticamente corretto anche, quindi giustamente per questo pezzo di nostro Veneto, di nostra Marca Trevigiana. Porta quell'in più all'enogastronomia, che è già un'eccellenza nel nostro territorio, porta una conoscenza, un fermarsi nei luoghi e poter ammirare, poter toccare poi la natura davvero è sicuramente un valore aggiunto. C'è poi un altro motivo di soddisfazione ed è che finalmente si sta giungendo a quella divisione di funzioni che tanto ha fatto discutere in questi anni. Finalmente si sa di che è il Ponte dei Burci, perché la diatriba che era nata all'inizio era sono miei o sono tuoi, finalmente si è capito. E di chi sono? Sono del Parco del Sile, l'hanno chiaramente detto oggi. E sulle manutenzioni noi ci siamo, stiamo valutando la proposta che ci hanno fatto, perché non è che possa essere tutto a ricadere sul comune di Casierno. Arriveremo alla firma di una bozza di convenzione in cui si indica nello specifico chi dovrà fare cosa, quindi l'ente Parco Sile si accollerà alla manutenzione straordinaria, mentre il comune di Casier porterà a casa la manutenzione ordinaria.